Ringrazio i compagni per questo invito e per aver dato l'opportunità di parlare in termini concreti di un problema così complesso come quello della sanità. Mi perdonerete se faccio una battuta, mi dispiace che il sindaco Zedda sia andato via perché gli avrebbe fatto bene stare qui a sentire i problemi della sanità, perché mi è sembrato molto digiuno. E allora voglio dire in generale che per quello che sta succedendo anche in Sardegna, parlare di sanità anche oggi qui è come parlare di corde in casa dell'impiccato. E dico questo perché purtroppo in un clima generale di neoliberismo dominante a livello europeo, a livello italiano, con costi altissimi che stiamo pagando noi sardi, avrei gradito che il sindaco fosse rimasto qui a sentire che cosa sta succedendo. Noi oggi non possiamo prescindere dall'analizzare quello che sta avvenendo a livelli molto più alti. Oggi ad esempio ha senso e avrebbe senso parlare del tentativo della riforma costituzionale. E perché, anche se poi è come se avessero vinto il referendum, quelli del sì, perché comunque agiscono in modo assolutamente indisturbato. Il discorso sulla riforma costituzionale nasce anche come esigenza dei poteri forti europei di limitare gli spazi democratici al cittadino, quindi toccare le costituzioni dei paesi democratici significava incominciare a restringere gli spazi democratici per poi passare alla repressione. In previsione di che cosa? Sapevano bene che avrebbero tagliato quelli che sono stati sino ad oggi i diritti inalienabili. Quindi parliamo del diritto alla salute, parliamo del diritto all'istruzione, e poi c'è tutta una valanga di altri diritti che non stiamo qui a citare. Quindi anche un centro-sinistra oggi dovrebbe fare un esame di coscienza oppure decidere di scomparire dallo scenario politico generale, perché se così stanno le cose ha cessato di avere ogni funzione, ha dimenticato il suo ruolo di giustizia sociale e di diritti della gente. Oggi un centro-sinistra che mercifica la salute, ma come mai è possibile una cosa del genere? Per cui quello che sta succedendo è che st'anno c'è un attentato forte a quella che è stata la legge, è stata citata poco fa, è l'833 del 78, anno molto particolare, molto difficile in generale. Nel 78 ce lo ricordiamo un po' tutti, io perlomeno sì, quelli più giovani forse no, però mi sa che sono nella media. È morto Aldo Moro, eravamo nel pieno del terrorismo, ma nonostante tutte quelle complicazioni, un momento veramente difficile, nasce e viene promossa una legge sanitaria che praticamente la considero la più grossa conquista sociale del Novecento, che era quello del diritto alla salute uguale per tutti, per cui ogni cittadino pagava in base alle proprie risorse qualcosa per garantire quel sistema. Chi non poteva pagare non pagava nulla, ma aveva l'accesso in egual misura a quel grande diritto. Oggi questa legge viene praticamente scardinata. Ci sono stati una serie di passaggi in Italia, noi poi lo dico per i rappresentanti italiani oggi, ci sono stati una serie di passaggi che a noi hanno penalizzato molto, perché la Sardegna è l'anello debole di tutto un sistema, perché noi siamo quelli dei record per gli aspetti più infelici, siamo anche in primis per la povertà. Però Rosy Bindi aveva aziendalizzato il sistema sanitario pubblico, quindi diventa un'azienda e si gestisce come azienda. La salute diventa una merce da immettere nei mercati finanziari. Ecco che sta succedendo. Poi arriva Monti col suo governo tecnico, per l'amor del cielo, il non plus ultra del neoliberismo dominante. Ma intanto poi arriva Renzi che non scherza, vero? Non ha scherzato Renzi. Ma
Cosa succede intanto qui in Sardegna? In Sardegna passa, un anno fa, vero Gigi, questo piano di riordino della rete ospedaliera sarda con il super manager Moirano, una cosa veramente terrificante. C'è chi invoca l'applicazione di quella legge, ma innanzitutto è tutto in corso. Guardate che la crisi e la democrazia è talmente in crisi che ci siano votazioni, che non ci siano, vincono sempre i poteri forti. La distruzione della sanità in Sardegna era in atto da prima, adesso c'è tutta la contestazione su questo piano che è terrificante. Tra l'altro vorrei fare un inciso, che il super manager Moirano, che veniva, che poi era io l'ho chiamato in una lettera mandata al nostro assessore al bilancio, uno del club come li chiamano, uno dei boi di Balduzzi è venuto in Sardegna di recente a fare un intervento all'Associazione della Stampa, che era qualcosa da rabbrividire, perché il neoliberista arriva, cioè uomo di Stato, arriva a bacchettare la classe politica sarda, perché la classe politica sarda non gestisce la propria autonomia e quindi la specialità in materia sanitaria. Noi ci paghiamo la sanità. La sanità noi ce la paghiamo dal 2006, accordo Prodi-Soro, che è stata una cosa assolutamente infausta per la Sardegna, perché loro chiesero, stabilirono che in cambio di maggiore, c'è della restituzione delle entrate fiscali direttamente alle casse sarde e così via, che noi in cambio avremmo gestito la sanità e avremmo gestito i trasporti interni. Inutile dire che ci paghiamo tutto e non abbiamo avuto veramente ben poco. Oggi arriva il dottor Moirano, che viene pagato il doppio rispetto a quanto gli garantiva il Piemonte. Piemonte, per tagliare i diritti ai piemontesi, gli garantivano 100.000 euro all'anno. Noi, siccome siamo ricchi, il nostro centro-sinistra al governo decide di premiarlo e gli dà il doppio, per cui gli diamo 200.000 euro. Ma siccome non gli basta, se raggiunge l'obiettivo, che vuol dire se ci taglia bene i nostri diritti, noi con le nostre tasche, con le nostre casse gli diamo 40.000 euro in più. Io dico che questa è la follia. Questa è la follia, ecco perché io dico che questo centro-sinistra, per l'amor del cielo, dobbiamo avere il coraggio di dire che ci troviamo di fronte a un pensiero unico che è distruttivo dei diritti e distruttivo per la gente. Moirano promuove questo piano che è qualcosa di terrificante. In nome della razionalizzazione di cose, eccetera, decide di sopprimere, ma in modo violentissimo, i nostri ospedali. I nostri ospedali dei territori disagiati vengono svuotati dei servizi, resi inutili, lasciano le mura e poi dichiarano che l'ospedale non serve. Ma intanto cosa sta succedendo? Questo in tutta la Sardegna, perché chiudere, io dico sempre come esempio, poi c'è Rita per l'Iglesiente, c'è Gigi che interverrà, spero, e così via, che entreranno in merito alle situazioni locali. Ma parliamo della Maddalena, e lo dico sempre per i nostri ospiti italiani, gli altri sanno bene. La Maddalena, arcipelago, dotato di un parco marino di richiamo internazionale. Ebbene, all'ospedale Merlo chiudono la camera iperbarica. Adesso l'hanno lasciata solo per i servizi programmati, per qualche necrosi ossea. Ma se c'è un incidente da decompressione, i medici lo sanno, ma lo sanno tutti, e lì, caso di embolia polmonare, non è che si possa dire aspetta domani, no? E allora hanno detto no, state tranquilli, perché noi vi piazziamo l'elisoccorso, vi portiamo subito dove? All'ospedale Marino di Cagliari. All'ospedale Marino di Cagliari la camera iperbarica è in via di smantellamento. E qui allora cosa vuoi, anche rispetto al punto nascite,
Punto nascite si dice no, se voi non partorite 500 bambini, no, l'ospedale Merlo si chiude il punto nascite e si chiude in nome di che cosa? In nome della sicurezza della gente. Ma che sicurezza è? Ma che sicurezza è quando le donne alla Maddalena finiscono per partorire sulla banchina aspettando un traghetto che forse non parte a seconda delle condizioni meteorologiche? Oppure si parla di sicurezza se partorisce magari in ambulanza o chissà come per raggiungere l'ospedale di Olbia. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che i numeri che vengono applicati in Italia, che in Italia possono avere un senso, in Sardegna bisogna capovolgere il senso dei numeri. Minori sono le situazioni demografiche, e cioè più c'è spopolamento, più investimenti vanno fatti in sanità per bloccare il fenomeno dello spopolamento. Su 377 comuni sardi, in 304 i decessi superano le nascite. Perché porto questo dato? Per dire a chiare lettere che sta andando a morire un popolo. E allora cosa fanno? Continuano a questo punto a tagliarci i diritti alla salute? E che cosa ne vogliono fare della nostra terra senza i sardi? Questo è un altro punto, ma non possiamo aprire una breccia su questa questione. Quindi siamo in una situazione veramente molto, molto difficile. Un altro dato che voglio fornirvi è che in Sardegna, stranamente, anche questo è un mistero, che il centro-sinistra insieme al centro-destra ci devono spiegare, del fatto che mentre chiudono gli ospedali pubblici dei sardi, aprono gli ospedali privati. Gli ospedali privati aprono con i nostri soldi. Quindi abbiamo il caso del Mater Olbia, un ospedale del Qatar inciucciato in 150.000 storie. Qui non stiamo a spiegare nulla perché tutti sapete che arriva poi dall'Italia, sa che cosa sta facendo il Qatar con tutti i suoi investimenti in tutta Italia e tutti gli interessi anche della politica italiana rispetto al Qatar. Il Qatar butta in Sardegna 1.200 milioni promessi, attenzione, il Qatar ha 60 miliardi di fondi sovrani, per cui ha deciso di sacrificarne uno da investire in Sardegna con la scusa dell'ex San Raffaele, con tutti gli scandali dietro, cioè poi diventa Mater Olbia. Già nel 2015 avrebbe dovuto inaugurare l'apertura, invece no, siamo quasi al 2019, quindi vuol dire che quell'ospedale difficilmente aprirà. All'ospedale di Olbia praticamente noi dalle casse sarde diamo 58 milioni all'anno a fondo perduto per 10 anni. Vuol dire che ci siamo comprati un nuovo padrone, al quale dalla sanità non può fregargliene di meno. Punta molto sull'interesse, sull'urbanistica, tant'è vero che a fine legislatura, 15ª legislatura, le preoccupazioni della classe politica sarda sono state quelle di far passare due grandi vergogne. Uno, il piano di riordino della rete ospedaliera con cui tagliano i diritti ai sardi, e l'altra è una vergognosa legge sull'urbanistica. La legge fatta da Altani su necessità di ampliamento delle cubature dei loro possedimenti in Nord Sardegna e così via. Allora, io mi scuso se mi allargo molto, perché è un problema veramente complesso e non è vero che il problema della sanità è fine a se stesso, è incastrato in una miriade di altre realtà che sono molto più grandi di noi. In Sardegna stanno chiudendo gli ospedali territoriali e c'è stato anche un inganno iniziale, perché si diceva questa politica che privilegia Cagliari, quindi ci sarà la tendenza a concentrare le risorse economiche su Cagliari. Invece non è vero, io lo dicevo, Gigi, lo dicevo io 2 anni fa e lo dicevamo noi della rete, tutti lo dicevamo, che sarebbe stato un inganno perché stanno smantellando gli ospedali della città, li stanno smantellando, hanno distrutto l'ospedale microcitemico che era un'avanguardia
definita tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per gli studi sulla talassemia. Hanno praticamente smantellato quello che era un ospedale di una classe di scienziati sardi, con il fatto che poi dovevano accorpare il microcitemico ad altri reparti del Bruzzo. Trasferiscono, questa è un'altra vergogna, Presidente mi tagli. È stato trasferito un reparto di chirurgia plastica dall'ospedale Bruzzo. Parliamo di un grande ospedale pubblico al servizio di tutta la Sardegna. Questo centro, che era veramente molto importante, tanto importante col centro Ustionati e così via, è stato trasferito misteriosamente al Policlinico di Cagliari, che vuol dire che c'è stato un trasferimento di un servizio importantissimo da una struttura pubblica ad una struttura privata dell'università. E perché? Perché dietro c'era una nomina. C'era una nomina dietro, e per poter consentire questa nomina, che al Bruzzo sarebbe successa la rivoluzione, allora si sono permessi di trasferire un reparto. Adesso tutti i pazienti in lista d'attesa per gli interventi di microchirurgia del reparto chirurgia plastica sono allo sbaraglio e sono veramente disperati. Buchi di bilancio, dicono qui bisogna tagliare perché c'è un buco di bilancio spaventoso, e allora parliamone di questo buco di bilancio. Siccome i sardi sono stati sempre generosi, sono generosi con Equitalia, noi abbiamo sempre pagato tutto e sanno che noi, siccome paghiamo, ci spremono e ci mettono a testa in giù ancora di più, d'accordo? Quindi buchi di bilancio che ci dicano, poi noi facciamo i sacrifici, li abbiamo sempre fatti. Cosa sono i buchi di bilancio? I buchi di bilancio sono legati alla corruzione. Uno dei problemi grossi della sanità in generale, questo a livello italiano, do anche altri dati, ma li sapete già. L'Italia è in testa in Europa per la corruzione in sanità, a livello mondiale è terza l'Italia. Questi dati ce li dà la magistratura, che sta indagando su 1000 fronti, e sostiene pure che dal 6 all'8% del bilancio sanitario italiano, cioè circa sono 6-8%, va alla corruzione, quindi cose assolutamente dichiarate. Il problema del buco di bilancio in Sardegna, adesso Paci, io l'ho saputo addirittura da questo ex ministro Balduzzi con cui mi sono acciuffata in un confronto pubblico. Per dice soddisfatto abbiamo saputo a Roma che l'assessore Paci appianerà il buco di bilancio di oltre 600 milioni nel 2019. Noi ci siamo spaventati molto perché noi stiamo già facendo un bagno di sangue, ma come faremo noi sardi a coprire questo buco di cui non abbiamo alcuna responsabilità? Chiudono i servizi e quindi si dovrebbe anche ridurre il buco di bilancio secondo le logiche normali, invece tagliano i servizi e cresce il buco di bilancio. E allora noi vogliamo sapere, al di là del bagno di sangue, Paci, Piglia, Ruarro, l'amichetto Moirano, tutta questa gente, i sostenitori, anche quella sinistra che nei territori dice una cosa, poi al momento di votare vota per queste nefandezze. E qui anche il sindaco sarebbe dovuto restare qui in aula ad ascoltare. Avrebbe imparato qualcosa. Ma per dire, noi ci dobbiamo io mi scuso molto, se però io parlo come mia abitudine in termini molto, molto schietti. Dobbiamo chiarirci questo se vogliamo avere anche una speranza. Non parlatemi di rinascita della sinistra, ma che nasca un'idea politica diversa. Noi siamo oltre, io politicamente provengo da lotta continua, per dire, quindi sono di famiglia sardista, oggi sono un indipendentista progressista, che è un percorso assolutamente illogico, per cui sono oltre i discorsi della sinistra. E la sinistra dovrebbe fare un profondo
una profondissima autocritica e incominciare a pensare che esiste altro per i nostri popoli, e noi non possiamo dipendere dalle decisioni dei poteri forti europei internazionali o dal sistema delle banche. Noi dobbiamo ripartire dal pianerottolo di casa nostra, dobbiamo partire dai nostri drammi, e in Sardegna purtroppo siamo in testa. La nostra aspettativa di vita si è ridotta notevolmente in questi ultimi mesi, l'ha dichiarato l'Osservatorio Nazionale della Salute, che dice che il 14,6% dei sardi già rinuncia alle cure, non passa più neanche dal medico curante perché non si può pagare i ticket. Il discorso degli inoccupati, è uno scandalo il discorso dei ticket. Io avevo posto il problema al Consiglio regionale, avevo fatto una proposta di legge per superare questo dramma, secondo cui mentre il disoccupato, nella sua drammaticità di disoccupato, almeno una volta ha avuto un contratto di lavoro regolare, una volta che perde il lavoro comunque gli resta uno straccio di esenzione di ticket. Gli inoccupati, che oggi rappresentano la maggior parte dei sardi, sono trattati come privilegiati e sono costretti a pagarsi il ticket. Quindi questo Consiglio regionale non è stato neanche in grado di applicare un diritto così elementare. Per cui è certo che ci preoccupiamo, noi sardi siamo preoccupati delle campagne elettorali perché si prospettano le solite storie di conservazione del potere, per cui chiediamo a tutti, chiedo perdono davvero per la lunghezza, chiediamo a tutti di passare voce, di far battaglia perché il 25 di questo mese si scenda in piazza, perché questa non è una battaglia di formazioni politiche. La Rete Sarda Difesa Sanità Pubblica è stata lontana da ogni targa di partito, ci siamo tutti dentro. E allora, siccome stiamo portando avanti una battaglia di popolo, chiediamo ai compagni dei comunisti italiani che mobilitino, perché questa è l'ultima spiaggia per noi sardi. Grazie, scusate. Grazie a te.